Il freddo stringe la vallata, il gelo trasforma l'acqua in specchio e il paesaggio in una cartolina d'inverno. I laghi di Revine tornano a ghiacciarsi, uno spettacolo che non si vedeva da almeno 3 anni. Poco distante la natura si spinge oltre, alle grotte del Caglieron il freddo scolpisce il tempo, stalattiti di ghiaccio alte più di 3 metri, pareti cristallizzate, percorsi diventati trappole invisibili. Per garantire la sicurezza dei visitatori, il parco delle grotte del Caglieron resta chiuso, una decisione necessaria dopo la formazione di ghiaccio lungo i camminamenti. Da qui è impossibile proseguire. Direi di sì, sono una trentina di metri ma a tratti completamente ghiacciato, proprio una lastra di qualche centimetro di ghiaccio. Qui si formano queste stalattiti che con lo sbalzo di temperatura a volte si staccano. Con queste temperature il ghiaccio si forma rapidamente, è spettacolare ma anche molto pericoloso. La chiusura è l'unico modo per evitare incidenti. Le stalattiti di ghiaccio possono cadere da un momento all'altro. Un luogo amato tutto l'anno, frequentato d'estate e d'inverno, premiato dal FAI come luogo del cuore, con oltre 80.000 visitatori solo nell'ultimo anno. Le grotte sono chiuse perché purtroppo il ghiaccio ha fatto il suo corso e si scivola, quindi i danni possono essere per i visitatori, quindi abbiamo preferito chiudere. Peccato perché sarebbe bello vedere queste stalattiti, tutta questa bella cosa, però il pericolo è superiore, bisogna prima guardare la sicurezza. E mentre le grotte si fermano, ai laghi di Revine il ghiaccio richiama curiosi e turisti. I bacini di Santa Maria e di Lago non sono completamente ghiacciati, ma in molti punti la superficie è solida solo in apparenza. È la prima volta che ho visto il lago ghiacciato di Revine, sono venuta qui a fare una passeggiata. Suggestivo. Molto suggestivo, sì. La situazione è monitorata, non c'è ancora un'ordinanza, ma camminare sul ghiaccio è estremamente pericoloso, serve prudenza. La bellezza dell'inverno incanta, ma nasconde insidie. Non sapendo quanto grosso è, il pericolo è più che altro cadere e farsi male, secondo me. Lo spettacolo dei laghi ghiacciati sta diventando sempre più raro, una volta le temperature erano molto più fredde. Quando il ghiaccio era molto più spesso. Sì, faceva tanto più freddo di adesso, sì.